Furto in abitazione, ladri rubano orologi di pregio, impennata di furti in casa, doppio intervento dei carabinieri tra furto in casa e bancomat. Furto in abitazione, rubati gioielli per oltre 2000 euro. Aprono un garage e scappano con una Mercedes. Furto nella sede dei vigili del fuoco, rubata attrezzatura da soccorso per 20.000 euro. Furti di ogni tipo, presi di mira case, auto e carte di credito. Installava allarmi, trovato con chili di droga nel furgone. L'anziana è in casa, al piano di sopra i ladri fanno razzia di gioielli. Trova in cucina 2 ladri incappucciati che la trattengono con la forza mentre le svaligiano la casa. Furti in abitazione in Italia, Udine è quarta in classifica. Beh, credo che la situazione sia molto grave. Tentati furti con scasso, rapine, aggressioni, scippi, spaccio. Ogni giorno veniamo a conoscenza di fatti spiacevoli. Credo che il problema sia sotto gli occhi di tutti e solo chi ha subito ed è stato vittima può realmente capire. Accadimenti che mettono a soqquadro le vite familiari, non ci fanno sentire quindi tranquilli. Il 25 ottobre scorso il Partito Popolare del Nord, assieme ad una delegazione di attivisti in rappresentanza di diverse regioni, ha depositato presso la Corte Suprema di Cassazione a Roma 5 proposte di legge di iniziativa popolare, 3 delle quali argomentano l'importantissimo problema della sicurezza e nella fattispecie della legittima difesa e dell'inviolabilità del domicilio. La nostra proposta mira ad evitare bonarie interpretazioni delle leggi a favore di chi delinque. Mira a sancire l'inviolabilità del domicilio e a garantire la legittima difesa e l'uso delle armi nella privata abitazione senza incorrere nel reato di eccesso colposo. Mira oltretutto a tutelare le forze dell'ordine e a consentire loro una maggiore capacità di reazione nel caso di necessità. In base alla nostra proposta di legge costituzionale, la violazione del domicilio, oggi intesa come reato contro il patrimonio, dovrà essere intesa come reato contro la persona e la difesa dello stesso contro chi vi si sia introdotto in violazione di legge non sarà in alcun caso punibile. A breve ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e appena pronta la piattaforma digitale partirà la raccolta firme. Oltre alle firme raccolte sui moduli sarà possibile anche firmare digitalmente con SPID o carta d'identità elettronica. Una novità questa che rende l'iniziativa molto più accessibile, direi, a tutti. Per chi volesse maggiori informazioni e ricevere un alert con la data precisa di inizio raccolta firme, può compilare il format sul nostro sito partitopopolaredelnord.org nella sezione proposte di legge. A presto!